Bisogna addirittura saper correre 1000 metri in 4,05. Sareste capaci? In 4,05? No, cioè, ma perché? Cioè, nel senso... Devi ricorrere i ladri? Difficile diventare vigile urbano a Venezia. Il concorso pubblico per 70 vigili a tempo determinato, che si è chiuso ieri, chiedeva ai candidati di superare, oltre ad una prova scritta, anche una fisica. 1 chilometro di corsa in 4 minuti e 0,5 per gli uomini e 5,05 per le donne, 3 trazioni alla sbarra, 2 per le donne e salto in alto di 105 cm per gli uomini, 90 per le donne. Perché è un mestiere che richiede anche una caratteristica fisica e soprattutto richiede persone che siano in buone condizioni anche in prospettiva. E 3 trazioni, tirarti su dalla sbarra? No, non fanno per me. Facendo palestra magari saresti capace? Vabbè, qualcuna, dai. Al neoconcorso per la Polizia Municipale di Venezia c'è chi proprio non vuole rinunciare. Si tratta di Gaetano. È un'ambizione che ho da piccolo e stavo aspettando questo concorso da molto tempo. Ti stai allenando? Sì, ogni mattina, 5 giorni a settimana, visto che ci saranno delle prove fisiche importanti. Diciamo che l'agente di polizia locale non è più il vigile urbano di una volta. Viste le prove fisiche previste dal concorso per scegliere quelli che saranno i futuri vigili, chi è già in servizio e un contratto ce l'ha tira un sospiro di sollievo. Più difficili secondo me sono le trazioni quindi vuol dire sollevarsi completamente. Ma lei sarebbe in grado? Penso di no, allo stato attuale. E siccome l'aspetto conta, i futuri vigili non dovranno avere nemmeno tatuaggi visibili, piercing, cappelli o basette lunghe né unghie finte. Tatuaggio ce l'ho, quindi sono già esclusa. Piercing però all'ombelico, quindi non è visibile. Tatuaggi, piercing, sì però. E lo sai che adesso non si potrebbe più? Vuol dire che la mia strada sarà un'altra. Ma c'è chi trova questa selezione troppo fuori le righe. Ci pare un'intrusione nel personale del tutto ingiustificata, se non nel voler dare un'immagine appunto del corpo di polizia che fa altro rispetto a quello a cui dovrebbe essere preposta la polizia municipale di questo comune.